Umago, che bella città! Sei bella! Oggi Umago è famoso soprattutto per lo sport. Proprio Umago ogni anno c'è il torneo internazionale di tennis, l'ATP. Umago si nomina per la prima volta nel VII secolo. Come Humago, Umago, Ma anche Mugabe. Cioè queste strisce le erano assai importanti. Poteva essere vie, strade con due strisce, con una o senza. Però dove che era due strisce, per le persone quando che veniva in una città sconosciuta, che vedeva due strisce, si sapeva che può andare col carro, coi cavalli, coi musci, regolarmente che può andare fino in centro. Centro di solito era sempre la chiesa. Dove che c'è le viuzze con una riga, oggi diciamo zona pedonale, vuol dire solo pedini. E dove che era viuzze senza strisce, era strada senza uscita. Umago una volta era un'isola, ma doveva costruire un ponte per collegarlo alla terraferma. Non era il cancello, ma poi era il ponte. Poi era il ponte levatoio. Per venire un mago, quella parte di un mago, bisognava passare il ponte levatoio. Poi era il ponte e qua c'è, diciamo, almeno io dico così, che c'è ancora la pietra che c'era stata proprio per il ponte levatoio che era qua. Tutti sono qua in città vecchia, però non ci sapevi. del 1300 in avanti, il destino di Umago è legato a Venezia. In Piazza della Libertà si trova il Duomo. La chiesa che vediamo oggi non è quella originaria. La prima chiesa la era costruita qua in il 300. Ma nel 1651 un forte temporale l'ha rovinata. E non era altro che buttarla giù e fare un'altra. E il Duomo che vediamo oggi è del 1757 e come quel de Buie ha la facciata incompleta. E il campanile è separato dalla chiesa, non sempre, non dappertutto, però tanti campanili sì, perché i campanili venivano usati anche per altri motivi, non solo come campanile, però dato che era sempre il punto più alto, veniva usato anche se era attacchi dei nemici, Per torre. come la torre, attacchi dei nemici, se era fuoco, se era qualcosa, oppure la sera più tardi quando che si serrava le porte cittadine, allora gli dava i ritocchi. Poi questa cisterna era il serbatoio di acqua per Umago. Venezia, Umago è ancora una città, mi pare in Friuli, che ha il stemma cittadino. Guardate bene, il stemma cittadino, non il basso rilievo dei leoni. Il basso rilievo dei leoni c'è per tutto. Perché? Perché nel IX secolo stava trasportando i resti di San Marco di Alessandria a Venezia. Per poter passare le frontiere, i controlli, il corpo era coperto con la carne di porco, perché in Alessandria, in Egitto, erano musulmani, allora la porcina non si tocca, non si mangia, però neanche si tocca. Sono arrivati quei resti di San Marco fino a vicino al Garofalin, che sarebbe qua fuori, dove c'è quel piccolo faro che c'è sul mare, ma il tempo che era pericolo che se perdi i resti che va a finire fondo il mare. I pescatori hanno aiutato a salvare i resti di San Marco. Il doge di Venezia è venuto i resti e gli ha dato il permesso a un mago come ringraziamento di aver nello stemma cittadino di aver il leone di San Marco. Della piazza verso il centro si arriva in piazza Venezia e non la si chiama così mica per niente. Una curiosità. In via Epifanio c'è una casa che ha immurato un sarcofago paleocristiano del V secolo. Perché lo ha messo là non si sa. Un mago in il Medioevo aveva le mura tutto attorno. Oggi dell'ore ne resta assai poco, Un tocchettino in città vecchia e un poco vicino alla diga. dove c'è anche la torre di difesa, che oggi è il museo del Umago. Umago purtroppo ha poche robe che ne ricorda l'epoca della Serenissima, ma Umago ha tre robe che gli altri non ha. Prima roba, la storia.
Nell'827, quando portava le reliquie di San Marco da Alessandria d'Egitto a Venezia, era maltempo e la nave si incagliò sui scogli davanti un mago. I pescatori umaghesi andai subito in soccorso della nave e ha salvato le reliquie del Duomo. Il doge in persona si venne a Ciorle per portarle a Venezia. Seconda roba, la casa in stile gotico veneziano più stretta dell'Istria. Terza roba, ma la più importante, è il stemma di un mago. Un mago è l'unica città in Istria che sul suo stemma ha il leone marciano.